Il rosso di Montalcino è la cucina veronese e il rosso di Montalcino è il mondo. Quindi siamo qui, fai i fratelli Rallone di Terre Nere, non mi volevo dire fratelli Terre Nere perché secondo me dava bene l'idea. Comunque, fratelli Rallone di Terre Nere, dove siamo e qual è la vostra idea di rosso di Montalcino? Allora, noi siamo sul versante sud-est, sud-ovest, dopo Castelnuovo dell'Abate, quindi abbiamo un'altitudine di circa 280 metri e la parte dove selezioniamo il rosso è una parte specifica dei nostri vigneti, in particolar modo la parte un po' più bassa. Una vigna molto più giovane rispetto alle altre, quindi che dà delle connotazioni di freschezza, di un po' più di acidità, quindi grappoli che sono della stessa tipologia ma con delle caratteristiche diverse che vogliamo esaltare nella parte, diciamo, di vinificazione. E comunque è sul mercato la 22, nonostante sia stata presentata la 23, quindi comunque un po' d'affinamento bottiglia li fa bene, giusto? Sì, anche botte, nel senso Anche che noi botte. facciamo un anno di affinamento poi in botti grandi, le botti storiche che abbiamo, i roveri di Slavonia e poi affinamento in bottiglia. Quindi Allora, e quindi mettiamolo alla prova. Qui siamo a Verona, la città di Giulietta, ma anche abbinamenti, piatti impegnativi, ma anche bisogna andare sul creativo. Visto che il Rosso Montalcino si dice un vino per i giovani, versatile, dacci un'idea della versatilità di questo vino. allora, Francesca. io ho pensato a un abbinamento un pochino diverso con i bigoli con le sarde. Di pesce. Esatto, perché comunque credo che siamo in un momento in cui si può sperimentare gli abbinamenti con piatti diversi. Avrei pensato l'annata 23, quindi io qui ho l'annata 22 ma guardo un pochino Che è al un'annata più domani, fresca. che è un'annata un pochino più fresca, che è un'annata che ha un pochino meno di struttura, un pochino più di facile beva e che secondo me cioè, non va a sovrastare il piatto ma agevola la beva e l'armonia con l'abbinamento. E invece andando un po' più dietro si può fare anche qualche abbinamento. Che longevità c'ha il vostro rosso? Allora, noi produciamo rossi comunque che tendenzialmente sono abbastanza strutturati e hanno una bella longevità. Poi ovviamente dipende sempre dalla bottiglia e dall'annata. Ho ristappato rossi del 2003 che Erano in forma? erano, sì, Grande forma. ad esempio, erano in forma, quindi poi è soggettivo. Poi per me il rosso di Montalcino è uno dei migliori vini del mondo, quindi cioè, no, No, questo, io, se organizzo però- l'evento Rosso Montalcino ci però credo ci tantissimo. credo tanto perché comunque ha la stessa anima del Brunello con colori diversi. Quindi comunque porta in giro e racconta un territorio in maniera più fresca, ma che è un territorio importante e che racconta sempre l'eccellenza. Quindi in Io questo... aggiungerei con un po' diciamo di naturalezza e anche di spontaneità nell'approccio al Sangiovese che di questi Ci vuole tempi ci vuole, non basta salvifico. mai.